Il conto alla rovescia è iniziato. Venezia si prepara così a vivere il Carnevale 2023, che ritorna quest'anno in pompa magna, senza più l'incubo così pressante del Covid. Il direttore di Vera, che ha la regia della festa come braccio operativo del Comune di Venezia Fabrizio Doria, ci porta dentro i preparativi e le attese. Take your time for the original science, e questo è il tema del Carnevale di Venezia per l'edizione 2023. Mancano 3 settimane, questo è il tema scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto, scenografo della Fenice. Teatrini che riempiranno i campi di Venezia, le piazze e le strade di Mestre, di Marghera e di tutta la terraferma veneziana, ma anche le isole. Una manifestazione pensata per tutti i gusti, per tutte le età, con una fortissima attenzione ai bambini, un grande ritorno delle sfilate di carri. Questa è una tradizione che nasce da Campalto ma che oggi abbiamo diffuso su tutto il territorio, ma anche i carri di Murano. Sarà il primo grande evento a Venezia del 2023. Il primo weekend è dedicato all'acqua, con 2 manifestazioni sul Canal Grande che verranno presentate nel dettaglio nei prossimi giorni, una sfilata sabato sera e il corteo delle Rimiere la domenica mattina, e tantissime altre sorprese. Tra gli appuntamenti in cartellone, sicuramente da non perdere, Uno spettacolo notturno, 2 spettacoli al giorno, il primo il venerdì 10 fino a domenica 12 e poi tutta la settimana grassa da giovedì 16 fino a martedì 21, un grande successo, l'opportunità di visitare l'Arsenale e anche di vivere un'emozione piena di sorprese.